4 milioni e mezzo di euro a disposizione delle imprese marchigiane. La Camera di Commercio delle Marche, con il mese di luglio, ha reso esecutivi tutti i bandi in programma per il primo semestre di attività come ente unico, da quelli per l'internazionalizzazione a quelli per il turismo, dall'orientamento alla digitalizzazione a quelli finalizzati a finanziare l'azione dei comuni per valorizzare il territorio e il suo patrimonio culturale. Andiamo dal aiutare il mondo imprenditoriale nelle varie manifestazioni fieristiche che loro fanno in Italia o all'estero, per quelli che prendono dei prestiti con degli aiuti per abbattere i costi che loro hanno. Arriviamo fino a degli interventi importanti fatti sull'area di crisi complessa, specialmente quella del calzaturiero, dei bandi sull'alternanza scuola-lavoro, e sia su Ancona che su Fermo, dove hanno l'aumento del 20%, come abbiamo anche riattivato un bando per quanto riguarda le attestazioni SOA per tutte quelle aziende che vogliono lavorare sul terremoto. Le lungaggini burocratiche sono uno dei problemi più sentiti dalle imprese. Parola d'ordine per la Camera di Commercio delle Marche è sburocratizzare. Abbiamo già fatto un protocollo d'intesa con la Regione Marche. Questo protocollo prevede l'apertura rispetto alla diffusione del SUAP nell'ambito del sistema Infocamere, che il sistema camerale ha messo a disposizione, e questo dovrebbe rappresentare la piattaforma per assicurare una uniformità di pratiche tra i vari comuni della regione, così come è stata fatta nelle regioni più virtuose tipo Lombardia e anche il Veneto.